Autonomia, tutte le strade portano a Roma, a Palazzo Chigi. Il governo ha le doglie politiche, ma ancora non partorisce la riforma. L'intesa non approderà al prossimo Consiglio dei Ministri. L'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle, dopo quasi 3 ore di summit, non è stato trovato. Che ai 5 Stelle non piace l'autonomia, ormai lo hanno capito tutti. Che sia slittata l'ennesima riunione lo hanno capito tutti, direi nulla di nuovo sotto il sole. La verità è un'altra, che nessuno ha mai capito qual è il progetto di autonomia dei 5 Stelle. L'autonomia è nel contratto di governo, eppure Lega e Movimento 5 Stelle hanno due prospettive diverse, hanno sensibilità diverse, partono da presupposti diversi. Ma mentre il Carroccio ha manifestato la sua idea di autonomia, il Movimento 5 Stelle non ha ancora mostrato un progetto alternativo. Mai ho visto nero su bianco, mai noi cittadini abbiamo visto nero su bianco il progetto di autonomia dei 5 Stelle, perché se avessimo almeno un progetto di autonomia dei 5 Stelle potremmo confrontarlo con i nostri cittadini e riuscirebbero a dire meglio uno o l'altro. I temi critici dovrebbero essere la scuola, i trasferimenti fiscali dallo Stato alle regioni e i trasporti. Dopo una lunga discussione ancora non si trova un punto d'accordo, tantomeno sul metodo. I 5 Stelle vorrebbero un passaggio pesante in Parlamento, con la possibilità per le commissioni di dare pareri e di emendare il testo della riforma. La Lega invece è per una soluzione snella, perché con emendamenti pesanti si dovrebbe ripartire da zero. Insomma, c'è da riflettere. Appuntamento tra una settimana, mercoledì 3 luglio, per un nuovo vertice. Per ora lavori in corso, si va avanti, ma nel governo giallo-verde si tornano a fare scintille. I veneti ci sostengono e vogliono l'autonomia, siamo quelli che hanno aperto questo nuovo corso. Guardi, l'autonomia se non la fa questo governo la farà qualcun altro nella storia di questo paese. Io spero che lo faccia questo governo perché ci sono tutti i presupposti per firmare.